Heather McPallister. Tra commenti e indiscrezioni c'è sempre qualche interessante novità che quando colgo vado a verificare. Per esempio, qualche giorno fa in un commento lessi che il telefono di Sebastiano sarebbe stato agganciato dalla cella di Via Marziale alle 8:24. Se Sebastiano viene agganciato dalla cella di Via Marziale, difficilmente in quel momento può essere in Via Verrocchio, è però da capire dove sia nel momento in cui avviene tutto ciò. Come vedete da questa localizzazione Via Marziale è molto lontana da Via Verrocchio, è più probabile che Sebastiano quando l'agganci stia scendendo per Via Giulia, ma ricordiamo che il discorso delle celle non è una scienza esatta, uno si può trovare in qualsiasi punto, improvvisamente il telefono sgancia una cella che dà una copertura quasi massima e si fa collegare in una cella che dà una copertura minima, sono delle interferenze dovute a 1000 fattori. Per quello che riguarda Liliana invece, il telefono dopo l'avvistamento delle telecamere dovrebbe essere rimasto in casa, eppure avrebbe interagito, per interagito significa inviato e ricevuto dati, in primis con la cella di via San Pelagio, distante solo 270 metri. Questa cella copre naturalmente via Verrocchio, quindi probabilmente ci fa capire che il telefono in questo momento si trova sicuramente a casa. Questo telefono che dovrebbe essere a casa però susseguentemente aggancia la cella di via Marchesetti. Dista circa 1,4 km da via Verrocchio, però dista meno dall'isola ecologica, quindi sembra quasi che questo telefono che dovrebbe essere a casa stia scendendo via Damiano Chiesa, avvicinandosi in modo graduale a questa cella. Questa cella quindi dista 1,1 dall'isola ecologica, il telefono si allontana da via San Pelagio e si avvicina a via Marchesetti, ma in realtà, ripetiamo, il telefono dovrebbe essere a casa immobile. Come vedete siamo dall'altro lato del bosco, nemmeno troppo lontani dalla rotonda del boschetto. E questo telefono che dovrebbe essere a casa, quindi secondo queste informazioni ovviamente che sono totalmente da verificare, infine aggancerebbe anche la cella di via Matteotti e qui il mistero si farebbe ancora più fitto perché questa cella è ancora più lontana. Come vedete ci troviamo in linea d'aria a 2,5 km da via Verrocchio, quindi ci sono delle celle molto più vicine che potrebbero agganciare un telefono fermo lì. La cosa anche interessante, visto che in uno degli ultimi video avevo ipotizzato uno spostamento a piedi di Liliana verso la Wind, è che questa cella dista meno dalla Wind, quasi metà strada, rispetto a quanto disti da via Verrocchio, dove appunto quel telefono doveva essere immobile in stand-by a casa.